Le Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 devono ancora vivere la cerimonia d'apertura in programma all'Arena di Verona, ma le prime gare sono già iniziate. Sul ghiaccio dello Stadio Olimpico di Cortina d'Ampezzo si stanno disputando gli incontri inaugurali del doppio misto di curling paralimpico, disciplina che fa il suo debutto proprio in questa edizione dei Giochi. Nelle ultime ore però dal palazzetto del curling sono scomparse 2 stone, le caratteristiche pietre in granito con manico utilizzate durante le partite. Il furto, anticipato dall'agenzia austriaca dpa, è stato confermato e denunciato alla polizia. Ogni stone ha un valore di circa 800 euro, un danno economico contenuto che comunque non comprometterà lo svolgimento delle gare, ma che ha provocato reazioni indignate nel mondo sportivo e istituzionale. Rimango veramente senza parole, nel senso che non è che stiamo parlando di una scatola di caramelle, quindi mi sembra che sì, veramente dispiace che accadano cose del genere, perché insomma non sono facili da portare via e soprattutto al di là del valore di per sé di 2 stone si comporta anche comunque dal punto di vista mio forse anche di rovinare tutta la serie, quindi rimango veramente così un po' allibito. Duro anche il commento del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, che ha definito l'episodio un atto vile e ingiustificabile, capace di offendere i valori delle Paralimpiadi e l'impegno di atleti, volontari e organizzatori. L'auspicio è che i responsabili vengano presto individuati. Intanto, mentre proseguono le indagini sul ghiaccio di Cortina, le competizioni continuano regolarmente in attesa dell'avvio ufficiale dei Giochi.